Il governatore Luca Zaia guarda con favore alla convergenza tra le principali forze politiche sulla nuova legge elettorale. Auspico che si vada a elezioni anticipate, puntualizza, perché è ora di ridare la parola ai cittadini. Io voterei anche la prossima settimana, fra qualche giorno, nel senso che stiamo predicando la necessità di avere finalmente un governo che rappresenti, esca dalle urne. Fino ad ora abbiamo Presidente del Consiglio e incarichi dal 12 novembre 2011 che non sono usciti dalle urne. L'ipotesi sembra più plausibile di un voto in autunno riapre la partita dell'Election Day col referendum sull'autonomia del Veneto, già fissato per il 22 ottobre. Sarei un cialtrone, osserva Zaia, se dopo averlo chiesto e supplicato per primo dicessi no a richieste in tal senso. Le soluzioni a questo punto potrebbero essere due: o anticipare il voto politico rispetto al 22 ottobre o fare un Election Day in sovrapposizione al referendum per cercare di depotenziarlo. Ma questo non mi spaventa, perché a noi interessa solo che i veneti possano andare a votare. Positiva è la risposta del governatore anche alle richieste provenienti dal basso di ulteriori consultazioni, insieme a quella sull'autonomia del Veneto, a partire dal referendum sulla separazione di Venezia e Mestre e da quello sulla provincia autonoma di Belluno. C'è già una scheda in quell'urna, quel giorno c'è la possibilità di votare per il referendum ufficiale che è frutto di una sentenza della Corte Costituzionale, è una cosa seria, di livello, ma ben vengano anche consultazioni locali, noi siamo in grado di ospitare chiunque, l'importante è che vengano fatte le procedure che non imponiamo noi ma le impongono la legge.